Questa trasmissione è offerta da Lavorazione Legnami. A tutti voi buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock. Puntata particolare, quella di questa sera. Il titolo, Il grande stop, rimanda ad un documentario che porta appunto lo stesso nome, che racconta di un periodo difficilissimo, vissuto da un mondo che Telefriuli da tempo, da anni ormai, sta seguendo da molto vicino, quello del calcio dilettanti. Un documentario che nei giorni scorsi è stato presentato nel Palazzo della Regione a Udine, ma credevamo fosse importante presentare anche qui su Telefriuli per vederlo naturalmente e per commentarlo. Lo faremo con due protagonisti che abbiamo in studio qui con noi questa sera e che vado subito a salutarvi. Un benvenuto e un ringraziamento a Hermes Canciani. Buonasera, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Presidente della Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia, e poi il collega giornalista Massimo Radina, che ha ideato, che è autore di questo documentario. Buonasera Massimo. Buonasera Alessandra e grazie per lo spazio. Allora, io direi di partire subito dal Presidente Canciani, perché insomma adesso siamo nel pieno della ripartenza in tanti settori, anche se lo spauracchio del virus aleggia sempre intorno a noi, ma ci piace parlare di ripartenza, ci piace parlare di tutto ciò che si è riusciti non senza difficoltà a rimettere in moto, perché insomma stiamo parlando di un settore molto importante, l'abbiamo detto più volte, che ha a che fare anche con lo spirito di comunità, che insomma è fondamentale, lo abbiamo scoperto tanto di più insomma durante questa pandemia. Buonasera a tutti. Sì, è stato un momento particolarmente complesso, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista proprio sportivo, perché dall'oggi al domani ci siamo trovati senza un movimento che conta circa 30.000 tesserati in questa regione, a bloccarlo e a dire non sappiamo cosa succederà. Io personalmente ho avuto giustamente diverse critiche da parte delle società, perché in quel momento noi non eravamo presenti, ma perché eravamo talmente stupiti, eravamo talmente preoccupati di quello che stava succedendo che non eravamo pronti proprio a gestire questo tipo di emergenza. Il lavoro che ha fatto Massimo è un lavoro egregio, come peraltro tutto il lavoro che lui ha sempre fatto per i dilettanti, ed è uno spaccato di 1 anno e mezzo, 2 anni di vita della nostra vita che sicuramente non dimenticheremo. Quindi va ringraziato per aver messo questa perla a ricordo di un periodo bruttissimo, che però ci deve e ci può aiutare a interpretare il nostro futuro. Ecco, un documentario dove si raccontano tante storie. Come concretamente si è vissuto questo periodo? Ricordiamo purtroppo tutti noi molto bene le conferenze stampa a tarda ora di Conte, e poi tutte le indicazioni che arrivavano dai vari DPCM, e poi i protocolli per i diversi settori che hanno pesato parecchio anche nel mondo del calcio e anche tra i dilettanti. Tutto questo viene però raccontato attraverso le voci dei protagonisti del territorio, quindi sono storie di società, di giocatori, di allenatori, di presidenti di società, tutti sconvolti da quello che è accaduto, e anche con la difficoltà di dover organizzare il domani senza avere la più pallida idea di quello che domani sarebbe successo. Sì, ha detto bene, nel senso che noi eravamo in prima linea nell'applicazione di questi DPCM, con delle situazioni che erano paradossali.
gli allenamenti singoli, la chiusura degli impianti, il fatto che ci si potesse allenare nei parchi e non sui campi, per poi arrivare al famoso Green Pass sì, Green Pass no, il limite di età, quindi veramente siamo stati colpiti e siamo stati subissati da telefonate, da domande alle quali tante volte non sapevamo neanche noi dare risposta. Ma l'aspetto forse peggiore di tutto questo è stato quello che riguardava il calcio dei giovani, il calcio giovanile, perché privare un ragazzo o i ragazzi o una ragazza di giocare, di fare attività sportiva è secondo me una delle peggiori situazioni che potessero venire. Prova ne sia che abbiamo avuto una grossissima perdita di tesserati che piano piano stiamo recuperando, perché logicamente tanta gente ha cominciato, soprattutto perché c'erano dei problemi sanitari, a praticare degli sport individuali e quindi gli sport di squadra ne hanno veramente patito. Ora c'è grande entusiasmo, c'è grande volontà e speriamo di poter recuperare il terreno perduto e di dare la possibilità ai nostri ragazzi di ricementarsi nelle attività sportive. A questo proposito, parlando di attività sportive, un caro saluto da parte dell'ingegner Brandolin, presidente del CONI, che per impegni professionali non può essere qui stasera, che però mi ha incaricato di affermare che il CONI è vicino a tutte le attività sportive, lui poi è un uomo di calcio e quindi in particolare a quello che è il nostro mondo. Nuove sfide, nuove prospettive, lei parlava dei giovani, ricordiamo di tanti bambini, ragazzini e giovani che a un certo punto non hanno più potuto praticare il loro sport del cuore, si sono ritrovati peraltro anche a casa da scuola, quindi privati di qualsiasi occasione importante di socializzazione con loro coetanei. Insomma, anche qui abbiamo riscoperto il valore dello sport, dell'attività sportiva a tutto tondo. Allora Massimo, come abbiamo più volte raccontato anche qui a Telefriuli, a un certo punto ci siamo chiesti ecco, e adesso che cosa facciamo? I riflettori si sono spenti sui campi da gioco, l'erba cresce, nessuno calpesta più quel prato verde e noi che cosa facciamo? Spegniamo anche noi le nostre telecamere su questo mondo o invece le manteniamo accese provando anche a raccontare che cosa sta accadendo? Sì, infatti è stato quel momento difficile, delicato, anche con delle paure, no? Come ho detto più volte anche nelle manifestazioni che abbiamo realizzato, è stato importantissimo il ruolo dell'emittente, no? Di Telefriuli, che appunto parlandoci insieme abbiamo detto andiamo a raccontare come vivono le società. È un passaggio fondamentale perché senza quel passaggio magari non c'era la forza di raccontare la ripartenza, perché se tu resti fermo un anno, resti fermo, non è facile poi ripartire, quindi quel racconto che noi abbiamo realizzato, anche per questo nasce il documentario, per rimettere insieme tutti questi tasselli. Poi certi passaggi non siamo andati nel profondo perché diventava anche un po' impegnativo, tutti i passaggi dei protocolli, che davvero sono stati un momento quasi insopportabile, se devo dire. E poi però c'è il discorso del calcio giovanile, che è importante. A un certo punto noi abbiamo fatto anche questo, siamo andati sui campi a vedere come stavano le società e abbiamo raccontato anche questo. Non a caso poi nella ripartenza, una cosa molto bella che abbiamo fatto, abbiamo mostrato anche le vittorie del calcio giovanile, perché è bello, noi parliamo tanto di prime squadre, però insomma l'anno scorso il movimento ha prodotto anche il ritorno delle finali Under 15, Under 17, Juniores, abbiamo mostrato anche 23 partite di calcio giovanile. E questo è assolutamente un segnale importante di presenza sul territorio, dicevamo in un momento in cui poco alla volta si sono sgretolati tutti i nostri punti di riferimento, era importante trovare il modo di portare avanti questo ragionamento, continuare ad esserci nel territorio perché l'abbiamo sottolineato più volte, questo è un mondo che non è fatto solo di calcio giocato, i riflettori sono anche attorno al campo, a quello che succede all'interno delle società, ma anche le tantissime persone coinvolte, perché calcio dilettanti significa giocatori, ma significa anche le loro famiglie, significa anche tutti i volontari che sono mobilitati nei vari paesi per portare avanti questo discorso. La decisione quando è venuta di dire ok, facciamolo il documentario? Questo nasce perché secondo me c'era un avvenimento tanto strano
poi il Presidente ha anche tanto criticato, no? Questa famosa eccellenza a 2 gironi, però era un avvenimento, cioè la finale, l'eccellenza che viene decisa in una finale resterà. E nasce da quell'idea lì di dire raccontiamo però questa finale, questa ripartenza in una maniera unica, che resti come ricordo. E da lì ovviamente abbiamo detto da quel punto però dobbiamo far capire come ci siamo arrivati in quella finale. In realtà il documentario e la produzione insomma nasce come l'idea di raccontare la grande ripartenza del calcio dilettanti, però sostanzialmente la vera notizia, insomma il vero cuore della storia è che c'è stato un grande stop, perché 613 giorni di stop in 3 campionati, poi lasciamo stare che c'è stata qualche piccolo allenamento congiunto, qualche piccolo tentativo, ma tra un campionato e l'altro ci sono stati questi numeri, non è mai successo, quello era la cosa che andava ricucita fino alla finale di Pordenone. E allora torno dal Presidente Canciani, perché chiunque in questi ultimi 2 anni e mezzo si sia trovato a ricoprire un ruolo di responsabilità ha dovuto prendere decisioni spesso sofferte, decisioni spesso difficili, rese complicate, come dicevamo prima, anche per il fatto che lo scenario futuro era assolutamente vago, assolutamente incerto. Poi dopo, quando si prendono delle decisioni, si può anche sbagliare, sicuramente non si possono accontentare tutti, ma ecco, qual è stato il vostro faro? Che cosa vi ha orientato nelle scelte che poi avete preso? Guardando le immagini del documentario, non lo so come chiamare, come documentario piuttosto che racconto, mi viene, cioè, alcuni flash. Il primo, l'assessore alla sanità, il vicepresidente Riccardi, che viene a Gemona a presentare, in occasione della presentazione dei calendari, e che ci porta il primo accordo fra la Regione e il mondo del calcio dei dilettanti, il primo protocollo attuativo. Eravamo tutti con la mascherina e noi così forse pensavamo in quel momento che quel documento fosse la panacea di tutti i mali, e quindi da lì poi il mondo sarebbe stato decisamente, il percorso sarebbe stato decisamente in discesa. Purtroppo non è stato così. E quindi gli atteggiamenti oppure le situazioni di cui lei adesso mi ha chiesto mi portano a fare una considerazione. Quello che ci ha dato la grande forza per poter andare avanti è stata la volontà dei nostri dirigenti, l'impegno, la passione. Cioè, io ero subissato di telefonate che mi dicevano: i ragazzi non vanno a scuola, ma perché non li possiamo far allenare il pomeriggio in maniera disgiunta, così perlomeno una possibilità di stare fuori? Cioè, c'era un desiderio, una voglia di rivederli a giocare, di rivedere chiaramente il nostro amato calcio, e quindi quello che ci ha dato una grandissima mano è stata proprio questa grandissima volontà, passione che tutti i nostri dirigenti, che logicamente ringrazio, ci hanno messo fino alla finale di eccellenza a Pordenone, in una partita veramente incredibile, e quindi da lì poi insomma è stato tutto decisamente più facile. Attualmente noi magari stiamo sottovalutando il fenomeno, però partiamo sempre da alcune situazioni che sono quelle che il Covid ci ha dato, e quindi tutte le difficoltà, che però hanno difficoltà di tipo sanitario. Adesso le difficoltà sono di tipo economico, quindi le nostre società sono vessate, come peraltro tutto il mondo, da questi costi energetici. E anche in questo caso, come nel caso del Covid, vedo che c'è volontà da parte di tutti i dirigenti di rimboccarsi le maniche e di trovare delle soluzioni alternative per permettere al nostro mondo, allo sport, di continuare a essere un punto di riferimento per l'educazione dei nostri giovani. E su questo sicuramente torneremo, perché è un aspetto davvero molto importante. Allora adesso facciamo una pausa per la pubblicità e subito dopo andiamo a vedere questo racconto sul grande stop. A tra poco.
stacca Bradaschia, si stacca anche Cudiccio sul primo palo, esce Nardoni, viene anticipato da Corvaglia, un uomo a terra, poi Nardoni, poi il tocco sotto, è tutto regolare anche con un uomo a terra. Manzanese 1, Torviscosa 0. Gennaio 2020, l'inizio di un anno che sarà molto diverso dagli altri. Un anno che per il calcio dilettanti si apre come sempre con la finale della Coppa Italia di Eccellenza. Una competizione attesa e col passare delle stagioni sempre più ambita. Torviscosa è la sede scelta. È proprio la squadra di casa a giocarsi la finale con la Manzanese. Si ripete la sfida del gennaio 2012, quando per la prima volta la finale venne coperta mediaticamente da una diretta televisiva. E come allora, anche nel 2020 sono ancora i seggiolai a vincere la Coppa Italia. Torviscosa è finita, la Manzanese Giallebanni al cielo, entra in campo Fabio Rossitto ed esulta, è il primo titolo della Manzanese, è il primo titolo del 2020. È la Manzanese ad alzare al cielo la Coppa Italia, la quarta nella sua storia. La Manzanese del giovane e ambizioso presidente Filippo Fabbro, che si dimostra subito vincente nel nuovo ruolo. Il Torviscosa invece rimanda di nuovo il trionfo. È la quarta finale persa. Quel ricordo là ce l'ho ancora nella mia mente, è un brutto ricordo perché sicuramente secondo me ce la meritavamo e poi praticamente l'abbiamo persa per l'ennesima volta, quindi è un'esperienza che cercheremo di fare più avanti. E anche se alla ripresa del campionato i ragazzi di Pittilino si rifanno vincendo lo scontro diretto, nelle giornate successive perdono terreno. La Coppa ti dà delle emozioni straordinarie, però poi si ferma lì. Dopo è una bella Coppa che viene messa sulla mensola, la guardi, sei contento, il campionato ci aveva dato fastidio perché eravamo in vantaggio, lì abbiamo sbagliato una settimana ci ha preso 9 punti, poi dopo è diventato un po' un problema. Il sorpasso della Manzanese è sorprendente. Le occasioni per recuperare ci sarebbero, quando improvvisamente il tempo si ferma. Per tutti. Dichiarazioni del presidente Fedriga, della sua giunta, sospendere tutte le attività, le manifestazioni, quindi anche le manifestazioni sportive. Sospensione fino al 1 marzo di tutte le attività sportive e quindi significa anche di tutte le manifestazioni di settore giovanile. Quindi è un qualche cosa che chiaramente colpisce tutto il mondo dello sport a tutti i livelli. Tutti sono fermi, a casa. Le partite tanto attese, cancellate. Gli allenamenti bloccati. Una primavera di campi vuoti, bui. Anni molto tristi, altri anni molto duri, che penso che tutti insieme li abbiamo passati e superati in maniera positiva. Ma il Covid penso che nessuno l'abbia vissuto bene, perché quando vedi tutto quello che è successo anche in TV, insomma, non puoi viverla bene. Poi ti adatti e cerchi di andare avanti. Abbiamo passato 1 anno e mezzo, 2, dove c'era sempre una grande incertezza, non si sapeva cosa si doveva fare, quali erano le regole per ripartire, per non ripartire, si riparte o non si riparte. Intanto abbiamo perso tantissimi ragazzi e vedo nei ragazzi anche adesso che non c'è più quell'entusiasmo, quella voglia di fare calcio come era magari 10 anni fa o 5 anni fa. Manca la passione dei ragazzi, ma è svanita per queste cose qua, per questo prendi, molla, chiudi, molla. Sono stati 2 anni terribili, terribili. È una stagione lunga, fatta di protocolli da seguire, di scelte difficili da prendere, soprattutto a livello federale. Le classifiche vengono cristallizzate e la Manzanese, in testa al momento dello stop, viene promossa in Serie D. Credo che se il campionato si fosse terminato, la Manzanese avrebbe lo stesso vinto quel campionato, perché in quel momento lì eravamo una squadra più forte. Tutte le squadre prime classificate in ogni campionato vengono quindi promosse. L'ultima dell'eccellenza però dovrebbe retrocedere. Queste sono le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, ma il comitato regionale a margine di manovra e il presidente, insieme al suo consiglio in Friuli Venezia Giulia, decide di salvare il Primorez.
C'è un problema però, in Serie D le retrocessioni sono obbligatorie. Squadre come il San Luigi vedono il loro campionato troncato. Lo dicevamo, si fermano rincorse per il titolo in eccellenza, ma anche in promozione Girone B con la lotta tra Chiarbora Ponziana e Sistina Seslian, ravvicinate per cercare l'eccellenza. E appunto il San Luigi che sta cercando una miracolosa rimonta nel suo primo storico anno in Serie D per salvarsi. Viene bloccato, tutti vengono bloccati. Ma dicevamo il problema è che le categorie vengono affollate. C'è una sorta di cortocircuito agonistico, perché l'eccellenza si ritroverà con il Primorez salvo, 2 retrocessioni, 2 promozioni garantite. A 19 il comitato regionale sceglie un ripescaggio, il Sistina Seslian, si presenta una potenziale eccellenza a 20 squadre. Intanto bisogna dire che l'eccellenza per la prima volta, come tutti sanno, dalla riforma del 91-92 quando è stata istituita è a 20 squadre. Ripartire è una prova importante. Penso, sono profondamente convinto che la credibilità di un paese passi attraverso anche la capacità di ritornare a far partire lo sport e soprattutto a far partire il calcio dilettantistico, perché sono qui a consegnare al mio amico Hermes Canciani il protocollo attuativo di sicurezza per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico che abbiamo perfezionato su un contributo importante che lui e i suoi collaboratori ci hanno consegnato. Grazie per averlo fatto qua stasera, in questa serata, il protocollo attuativo per ripartire. Stagione 2020-2021. Un'illusione. Fin da subito i dilettanti comprendono che si giocherà poco. La terza categoria addirittura scende in campo il 18 ottobre per la sua prima e ultima gara di campionato. Sono convinto che questa sia la prima e l'ultima partita, perché poi fermeranno tutto, perché sull'onda dell'emotività, di tutto questo bailame che viene fatto, non credo che ci sarà un seguito a questa partita. I casi sono troppi e la domenica devi sempre vedere se puoi andare, puoi non andare, è giusto fermarsi secondo me. Ma comunque va bene così, alle mie ore ferma. Lenti a dei lavori, dai, i giovani poi inutili rischiare. Non era giusto sospendere tutto quanto perché comunque ci sono persone che vivono di questo e sicuramente non è un momento facile per nessuno. Che adesso un po' programmare il futuro diventa anche difficile in queste condizioni. Ad oggi fino al 24 novembre, ma tutti noi, almeno io personalmente, penso che verrà prorogato, le partite non ci saranno, come per i dilettanti e anche per il settore giovanile. Vuoto e incertezze per mesi. Hermes Canciani intanto a gennaio 2021 viene rieletto presidente all'unanimità. Le società si riuniscono a Lignano e poi ancora in diversi incontri a Palmanova, cercando di capire insieme il futuro dei campionati. Se pensavamo che quella frenata improvvisa del mondo fosse traumatica, difficile da gestire, niente a che vedere con la stagione dopo, ancora più difficile. I campionati si fermano praticamente subito, non si giocherà mai. Però c'è un protagonista che riesce a realizzare un record incredibile. Il 4 ottobre 2020, all'età di 45 anni, Denis Goria segna un gol nella partita tra Triestina Victory e Marià, terminata 2-2, entrando così nella storia del calcio italiano per aver segnato in tutte le sue categorie, sia professionistiche che dilettantistiche, dalla Serie A alla terza categoria, giusto in tempo, perché poi ci si ferma di nuovo e si passerà un inverno a ipotizzare una ripartenza che non è nelle corde. Giocherà la Serie D. Tutti predicano, tutti saltano le partite tranne Cernis Mozzane, che è un mese e mezzo che ha 2, 3, 4 malati di Covid. Siamo partiti con un protocollo ibrido tra il professionismo e il non so cosa. Sono esaurito in un campionato che non vedo l'ora di cancellare, perché qua non c'è nulla di regolare in questo campionato. E l'eccellenza? L'eccellenza per un attimo verrà dichiarata l'interesse nazionale.
con la possibilità allora di tornare in campo. Bisogna verificare la disponibilità delle società per creare dei tornei, così da chiudere la stagione. In Friuli Venezia Giulia verrà chiesto alle società Palmanova la loro disponibilità. Ci saranno 3 sistentati, quello di Chiarbola Ponziana, che si ritirerà subito, Pro Gorizia e San Luigi. Non ci sono i numeri per giocare in regione. Chi vorrà continuare dovrà unirsi al Veneto. Io giocherei whatever it takes, qualunque cosa sia necessario fare. Andare in Veneto, fare quello che è. Per me lo sport, il gioco è il focus principale. I discorsi economici, eccetera, ripeto, il perché. Se c'è un perché forte, una soluzione si trova a tutti gli altri problemi. E così Gorizia e San Luigi passano il confine, giocheranno con Portogruaro, San Donà, Giorgione, Spinea, per citare qualche squadra. Alla fine vincerà lo Spinea e si chiuderà così una delle stagioni più complicate, più difficili da pronosticare e forse più strane della storia dei dilettanti. È strano sì, perché vai a giocare dopo tanto tempo, non potevi fare amichevoli per prepararti. Ricordiamoci che non ci si poteva allenare, spogliatoi divisi, e noi avevamo il tampone 2 volte per settimana, e quindi sono cose che sono regole che vanno rispettate, però sicuramente ti fanno pensare, ecco, e non puoi essere sereno come sei di solito quando affronti un campionato normale. C'era tanta voglia perché eravamo fermi da diversi mesi, e quindi quando è venuta questa possibilità qua eravamo tutti entusiasti perché eravamo gli unici a giocare. Poi i giorni successivi eravamo un po' invidiati da tanti colleghi, nel senso positivo, perché facevi la passione che hai, la potevi mettere in campo quando tutti erano fermi, a parte i professionisti. Quindi abbiamo fatto questi 2 mesi con entusiasmo e è stata una bella esperienza. La Manzanese nel frattempo gioca la sua stagione da record, provando addirittura a sfidare il Trento per il primato e chiudendo con uno storico 3° posto in Serie D. Nel giro di un'estate si passa però dal successo alla disfatta. Il presidente Filippo Fabbro non riesce a garantire continuità al progetto societario e a sorpresa, a pochi giorni dall'inizio della stagione, si arrende. Facciamo un passo indietro oggi per continuare nella direzione giusta domani. Queste le parole del comunicato del 7 settembre. La Manzanese rinuncia alla Serie D. A ciel sereno, anche se avevo già sentito un po' così dagli allenatori, che era successo questo patatrac, queste nubi nere che dicevano qui a Manzano, e i ragazzi, gli allenatori, dai, potresti fare tu, potresti fare tu. Mi sono incontrato con la vecchia dirigenza, con Filippo. Abbiamo avviato il discorso per questo passaggio di proprietà. È stato lungo, impegnativo, molto, però ci siamo riusciti perché ci siamo dati dei termini che io entro fine anno o lo facevo o non lo facevo. Qui per i manzanesi anche attualmente mi chiedono com'è la situazione a Manzano, credono che sia ancora tutto in subbuglio tutto. Filippo mi aveva detto quel giorno lì, uno di quei giorni che stavamo trattando, cosa dici Daniele, scriviamo lo stesso la squadra in seconda categoria, la scriviamo? Gli ho detto ma sì, partiamo, cerchiamo giocatori, almeno ripartiamo e vedremo cosa succederà, cosa faremo. Sì, la Manzanese non è mai stata in seconda categoria, mai, proprio mai. Non è una cosa positiva per tutto il movimento. Manzanese è comunque una società storica e credo che negli anni abbia fatto degli ottimi campionati, è una società di un certo tipo e quindi è ovvio che dispiace a tutti quello che è successo. In Serie D resta addirittura solo il Cerlins Muzzane del presidente Vincenzo Zanutta, unico superstite di un calcio friulano che fatica ormai a certi livelli. Da momenti così non si esce indenni, è inevitabile. I campionati vanno gestiti, i calendari studiati, è tutto molto complicato. In più arriva all'ultimo minuto la crisi manzanese. L'ex presidente Fabbro cerca il paracadute dell'eccellenza, ma al di là di quello che preveda il regolamento federale non c'è più davvero spazio. È un'eccellenza affollata che non riesce a contenere più numeri, perché eravamo rimasti con il campionato a 20, con la retrocessione del Key 11 siamo a 21 e allora bisogna cominciare a parlare con le società per capire cosa fare. A questo punto siamo 21 squadre in eccellenza, quindi
Pensare di fare un campionato a 21 mi sembra improponibile. Pensare di ripescare qualcuno per pareggiare i conti mi sembra assurdo. L'eccellenza a 21, numero dispari, non piace portarla a 22, giocare una stagione intera quando una non è nemmeno partita con quei numeri è un po' difficile. Ora il Consiglio direttivo valuterà la proposta condivisa con le società e chiederà il format alla Lega Nazionale Dilettanti, questo nuovo format che crediamo rispecchi perfettamente la situazione e quello che è la realtà attuale. E allora il Comitato regionale sceglie i ripescaggi, sono tanti, sono 3, che poi se ci pensiamo le 3 squadre ripescate non retrocederanno, anzi faranno anche bene. Il Cras si salva, la San Vitese arriva con lo Zaule in finale in quella che è una coppa completamente nuova di consolazione tra quelle realtà che non hanno centrato i playoff o sono finite ai playout, e San Vitese e Zaule sono 2 bellissime sorprese. Alla fine vincerà lo Zaule di mister Carola. E allora, l'abbiamo accennata, ecco l'eccellenza 24 squadre con 2 gironi, un fatto strano e storico allo stesso tempo. Diciamo la verità, secondo me l'errore è stato fatto prima, non il fatto di dividere i 2 gironi da 12, perché a 24 era impossibile giocare, il fatto di poter concedere a tante società di far parte di queste 24 squadre. È stato negativo perché è stato un abbattimento di professionalità e di categoria da una parte, dall'altra il fatto di aver dominato il nostro girone ti metteva nella condizione di dover superare le semifinali e poi la finale, quindi non era per nulla scontato. Stagione 2021-2022 è quella cruciale. I dilettanti non si possono più permettere stop. Bisogna arrivare fino in fondo, tutti insieme. E anche il mondo arbitrale è chiamato a ripartire, sfidando anche i numeri con le difficoltà a coprire tutte le gare. Pensate, Riccardo Ros passa dalla Serie A ad un campo giovanile per aiutare il movimento. E uguale farà Alessio Tolfo, assistente, un giorno in promozione per Tolmezzo Forum Miuli. È un nuovo fischio d'inizio. Anche il Tor Viscosa riparte. Riprende quella corsa interrotta anche dal Covid-19. Ha costruito una grande squadra. Con loro c'è Gianluca Ciriello, il bomber del San Luigi, l'ultima squadra ad aver vinto un campionato sul campo, proprio con lui protagonista. A San Luigi non avevamo quell'obiettivo, mentre secondo me a Tor Viscosa era già fin dall'inizio un po' l'obiettivo di far bene, di arrivare tra i primi. Cambia la società, cambia il gruppo, la voglia, la determinazione, io direi che era la stessa. Nel girone B non c'è storia. Il Tor Viscosa corre, velocissimo. Nel girone A è il Brian Lignano a partire con forza e qualità. La seconda parte della stagione invece sarà meno convincente, con Chions e Spal Cordovado a prendersi la copertina. Prima però, mister Alessandro Moras farà in tempo a giocarsi la finale di Coppa Italia in casa contro la Pro Gorizia, dimostrandosi subito vincente al suo esordio in panchina. A chiudere l'anno, proprio quella sfida al Tegil di Lignano Sabbiadoro. In quel momento, dico la verità, ci piaceva di più la Coppa che primeggiare in campionato. Dopo 2 anni che non veniva assegnato nessun titolo, farci scappare un'occasione del genere sarebbe stato grave. Coppa Italia è una partita stata equilibrata per 90 minuti, infatti fino al 95esimo poteva succedere di tutto. Ovvio che c'era un po' di tensione, ma la tensione giusta per cercare di vincere un titolo dopo tanto tempo che non si assegnava. Sapevo di avere una squadra forte, una squadra adeguata. In quel momento stavamo facendo anche un grandissimo calcio. Sono successi degli episodi che sicuramente non ci hanno gratificato e quindi è dispiaciuto perché era una cosa alla portata. È stata una partita secondo me fra le più belle, fra le finali più belle che io abbia mai visto. Fortunatamente l'abbiamo vinta noi e siamo stati felicissimi. Si torna a vincere un titolo sul campo, finalmente, dopo quasi 2 anni. Ma il Covid-19 ferma ancora i nostri dilettanti.
Viene rinviata la partita Gemonese Fiume Veneto-Bannia. A gennaio l'interruzione è più lunga, ma necessaria. Il 7 febbraio si torna in campo, stavolta senza fermarsi più. A suon di gol e parate, i dilettanti pensano di nuovo solo a giocare e vincere. Stadio Bottecchia di Pordenone, 15 maggio 2022. Tor Viskosa e Pro Gorizia si sfidano per la promozione diretta in Serie D. Per la prima volta il campionato di eccellenza viene deciso da una finale. La finale è bellissima perché ricca di emozioni anche lì. Caldo, caldissimo, tanta gente. Ho detto che dovevano vivere il momento, che dovevano godersela a pieno e che dovevano fare di tutto e non avere rimpianti. Abbiamo dimostrato di essere i più forti, siamo arrivati primi, adesso andiamo a concludere, andiamo a coronare. Non si è giocata una partita del genere mai in Friuli per certi versi, quindi valeva tanto. Quando poi c'è successo il fatto Puddu, c'è stato un momento di panico, tra virgolette, nei suoi compagni, perché vedi un ragazzo che sta soffrendo, che è quello che ti deve accompagnare in campo per primo, però lì sono stati straordinari. Come rosa eravamo un po', diciamo, un po' più deboli. Siamo stati capaci di costruire un'ottima squadra che per la prima volta aveva anche una panchina importante, che è un altro fattore determinante se si vuole puntare a vincere e a voltar pagina. Dovevano essere più bravi di noi, ma io avevo una grande fiducia. Grion sul secondo palo, Bubellini che sembrava gol. Attenzione a Pillon che riesce a trovare Ciriello, è fuori Buso e 1-0. Ciriello porta in vantaggio il Tor Viskosa. Una palla persa a metà campo che fa malissimo la Pro Gorizia e Ciriello è implacabile. Primo errore, il Falco ci ha puniti. È un piacere allenare Ciriello. Palla al centro, deve allontanare la Pro Gorizia, arriva Zetto ed è calcio di rigore. Ciriello con sinistro, non ci arriva Buso. Tor Viskosa 2, Pro Gorizia 0, sempre Bomber Ciriello. Ero conscio della nostra forza. Nessuno pensava potesse avere un epilogo così dopo mezz'ora di partita. Abbiamo corso, giocato bene, fatto dei bei gol. Sono stati straordinari di testa ed erano consci del loro valore. Blasi in area, Pratolino alla Tor Viskosa 3-0. Il Tor Viskosa ce la fa, trionfa in campionato. Lo fa vincendo una finale, quasi a chiudere un cerchio, a risolvere una questione in sospeso. Dopo i giorni a casa, dopo le difficoltà, un campionato terminato, un campionato diverso, ma un campionato che dice che la Coppa si alza sul campo e che si vince sul campo. Nel 2022 il girone di ritorno dei campionati coincide con il vero ritorno del calcio dilettanti. Le squadre prime inclassificate stavolta vincono sul campo e tutte hanno un'immagine decisiva o di festa con la nostra trasmissione.
Sono stati 2 anni difficili, indimenticabili per le difficoltà, le paure. Ma in questi 2 anni abbiamo anche sperato in una ripartenza. Ed è stata questa, l'ultima stagione, l'occasione per ripartire davvero. Ripartire e concludere, assaporando quella libertà che dona un gol, una parata, un infortunio recuperato, la tua famiglia in tribuna. Quella libertà che dona lo sport, quella libertà che rende felici, una felicità che, per dirla con parole di Jorge Luis Borges, si rinnova ogni volta che un bambino prende a calci qualcosa per strada, e che per noi è vedere sui campi dei nostri paesi, giovani e meno giovani, giocare a pallone. Così, anche dopo il Covid-19, la storia infinita del calcio può continuare. E allora eccoci ritornati in studio con i nostri ospiti dopo aver appunto visto questo documentario Il Grande Stop. Avete sentito tante voci a raccontare di questo periodo duro, difficilissimo, di forti emozioni, anche di grandi arrabbiature, l'abbiamo visto, legato proprio alla pandemia, agli effetti che la pandemia ha avuto anche sul mondo dei dilettanti. Riparto allora da Massimo Radina. Qual è stata la parte più difficile da raccontare, ma anche qual è stato per te il momento più difficile di questo Grande Stop? Tu prima sottolineavi come c'è stato quel momento di Conte, no? Dicevi che per tutti e soprattutto per tutti noi lo aspettavamo con ansia, no? Per me erano le riunioni a Palmanova del Presidente, nel senso che quelle riunioni con i dirigenti a cercare soluzioni che in effetti non c'erano, quello è stato per me brutto, e secondo me il momento più brutto è stato quando il Presidente cerca di trovare delle risposte per il torneo da realizzare in Friuli Venezia Giulia e praticamente non ne trova. Secondo me forse anche il momento più difficile del suo mandato, credo, non so cosa ne pensa lui, perché lì il movimento non ha risposto. Forse ha ragione, ma non ha risposto. Midolini dice che hanno superato in maniera positiva il Covid, però non dimentichiamoci che il Tor Viscosa è una di quelle società che ha detto subito no. Poi io non voglio discutere se è giusto o sbagliato, perché al momento, quando dovevano prendere quella decisione, c'erano temi importanti che andavano oltre le idee agonistiche, però sta di fatto che nel momento in cui si doveva dare un segnale, il Friuli Venezia Giulia comunque non lo ha dato. Io lì ero un po' deluso, un po' dispiaciuto, e non è stato bello.
E allora vediamo come ha vissuto questo momento anche il presidente Canciani. Diceva delusione Massimo Radina, ma probabilmente anche frustrazione, perché poi quando si è lì a dover gestire una situazione di questo tipo, sicuramente non è da soli che si può immaginare di andare avanti. Ma è stato veramente forse il peggior momento quello lì, perché quando a livello nazionale il campionato di eccellenza, in questo caso, diventa campionato di interesse nazionale, noi avevamo la possibilità di giocare sempre, anche nel famoso periodo in cui tutte le competizioni erano sospese. E io ho organizzato questa riunione a Palmanova, la prima riunione, per capire quali erano le volontà delle società, e inizialmente c'era una volontà non complessiva, ma almeno parziale, di poter riprendere, perché questo poteva essere anche un bel segnale per tutto il movimento. Poi alla fine ci siamo trovati che solo due realtà, Gorizia e Gorizia e San Luigi, poi hanno deciso logicamente di partecipare a questo torneo. La fortuna ha voluto, o l'abilità se vogliamo, del presidente Ruzza, del sottoscritto, di farli inserire nel girone Veneto, e quindi loro hanno portato a casa il campionato. Questo è stato penalizzante per diversi motivi. Il primo appunto per l'aspetto psicologico di tutto il movimento, e il secondo perché comunque ci ha privato in un anno di quello che poteva essere un'ulteriore promozione in Serie D. E dal punto di vista sportivo lavorare un anno senza avere un titolo secondo me non ha senso. Però devo anche dire questo. In quel momento noi eravamo la peggior regione in Italia dal punto di vista dei cosiddetti positivi. Avevamo un tasso di positività che era il più alto e non si vedeva la fine del tunnel, quindi tantissimi presidenti non se la sono sentita, soprattutto perché i nostri calciatori sono dilettanti. C'è anche la differenza tra regioni, no? Esatto. Il Veneto ne può esprimere un numero, Friuli Venezia Giulia ha dimostrato che in quell'occasione che non è pronto per quel saltino lì, noi siamo un gradino sotto. E dicevo, noi siamo dilettanti, e quindi dilettanti durante la settimana lavorano, hanno famiglia, andavano a scuola, e quindi c'era il rischio concreto che magari questo potesse essere un ulteriore motivo di aggravamento della situazione sociale e sanitaria. E quindi io mi ricordo anche qui in una riunione, in una puntata di tutto campo, alcuni presidenti dissero no, assolutamente no, noi non partecipiamo a questo, anzi, poi alla fine magari proprio quello che mi aveva detto di no invece si è iscritto al campionato. Però concordo con Massimo che quello lì è stato probabilmente il periodo forse peggiore della pandemia. Ricordo che solo noi e le Umbria non hanno partecipato alla cosiddetta ripresa, e questo sicuramente non porta onore al calcio nostro. Io ritorno un attimo ai giovani e a proposito di scelte difficili sono state prese decisioni importanti anche sul fronte della scuola. Lo ha fatto il presidente della regione Fedriga, decidendo ad un certo punto di chiudere a fronte di quella che era l'evoluzione. Anche qui ovviamente non sono mancate le polemiche, poi di fatto ci siamo trovati a fare conti con dei numeri che erano insomma seri ed erano sicuramente preoccupanti. È successo un po' quello che è successo per la scuola, tutti a interrogarsi su cosa era meglio fare, su cosa si poteva, non si poteva fare, come fare, però di fatto il tutto a fronte di una situazione completamente inedita che ha spiazzato tutti. Si diceva prima, è stata usata una parola che secondo me è importante, paura, perché di fatto questa incertezza, questo non sapere con chi, con che cosa esattamente avevamo a che fare, non era cosa proprio di poco conto, Presidente. Assolutamente no. Ricordo nitidamente un incontro a Trivignano Dinese fra tutte le società all'inizio appunto della ripresa, dove le società esprimevano le forti preoccupazioni ed io che dall'altra parte dovevo esercitare il mio ruolo e quindi cercando di tranquillizzare tutti. Poi la realtà purtroppo è stata quella che tutti abbiamo visto, e che quindi la seconda fase è stata particolarmente pesante e forse peggiore della prima fase del Covid. Paura, lei dice, è certo paura, perché comunque dovunque tu ti giravi
si parlava solo di Covid, c'erano gli ospedali pieni, le terapie intensive piene, e quindi il mondo del calcio, che è un mondo importante, un mondo dello sport che è qualcosa di importante, logicamente in quel momento veniva messo in secondo piano, dimenticando forse che magari con un po' di più lungimiranza, magari con qualcosa, con qualche accorgimento, potevamo in qualche maniera uscire, perché qualcuno mi contestava il fatto che a scuola i ragazzi sono attaccati, i banchi sono attaccati nel campo. Questo non succede, può anche essere vero, però è altrettanto vero che i ragazzi si devono anche cambiare negli spogliatoi, a contatto l'uno con l'altro, e quindi 1000 problemi, 1000 situazioni di difficoltà che abbiamo dovuto gestire in una certa maniera. Non per ultimo, e qui mi piace ricordare, il fatto che per giocare a calcio dovessimo a un certo punto abbiamo dovuto chiedere alle società di disporre del Green Pass per tutti i ragazzi, anche per i ragazzi più giovani, mentre per andare a scuola questo non serviva. Allora polemiche a non finire, come potete immaginare, e bisogna andare a spiegare che la scuola è un obbligo scolastico e quindi non ha le stesse caratteristiche invece di quello che è l'attività sportiva, dove logicamente non esiste un obbligo, e quindi è facoltà, in questo caso del governo, dire se tu vuoi fare sport devi avere il Green Pass. Però sono state tutte questioni che veramente ci hanno lacerato, che hanno lacerato certe volte anche i rapporti fra le varie componenti. La fortuna è che sono state anche di passaggio, no? Poi le decisioni cambiavano spesso, perché altrimenti io credo che ci sarebbe stato veramente il blocco di questo movimento, perché come dice il Presidente andavano in questioni che non se ne usciva. C'è stato un momento che ad esempio prova il Presidente a fare la giornata dei vaccini, non risponde praticamente nessuno. Cioè, mettiamo che il futuro sia serve vaccinarsi sempre, cosa succede? Poi i giovani, appunto, era una questione molto delicata, i giovani sono stati letteralmente bloccati. Tra l'altro si parlava prima di resistenze o difficoltà poste dalle società. Nel mondo dei giovani c'era anche il grande tema delle famiglie, dei genitori, tante società ovviamente in un contesto di grande confusione, di incertezza e di paura si trovavano anche a dover dare delle risposte ai dei genitori che spesso erano confusi sicuramente, ma anche arrabbiati, avevano insomma un approccio non proprio sereno, no? Anche con le società. No, ma infatti diceva, no? Scusa Presidente, anche davano la colpa a noi dell'informazione o al comitato regionale, non state facendo, non state dicendo, però c'era un tema più grande di noi dell'informazione, più grande dei comitati regionali, non potevi agire. Cioè era un tema che era deciso così più in alto. Guardi, abbiamo vissuto situazioni paradossali, due società di due comuni limitrofi, in uno si giocava, in uno si faceva allenamento, nell'altro no, perché il Presidente era molto più spaventato della situazione, quindi tutti i genitori che venivano a telefonare dicevano ma perché li fanno e qui non fanno? Uno degli episodi, ma tantissimi episodi in quel periodo, no? Perché poi era la singola sensibilità. I genitori logicamente desideravano che i ragazzi facessero attività sportiva, però non sempre questo era possibile e quindi i principali responsabili eravamo noi della federazione e i media che non spingevano verso un'apertura che in quel momento logicamente non spettava a noi fare. Insomma, poi sappiamo che nella ricerca del colpevole tutti si esercitano, poi insomma magari bisognerebbe un po' riflettere, ricordarsi bene qual era il contesto. Mi viene in mente un'altra cosa, lei prima diceva, no, che gli sport individuali ad un certo punto hanno avuto la meglio. Abbiamo familiarizzato nel periodo della pandemia con i famosi codici Ateco, quelli in base ai quali un'attività ripartiva con determinate regole, un'altra rimaneva ferma e ne aveva altre. Questo è successo un po' anche nello sport, no? Nelle diverse discipline, per cui anche i ragazzini quando si vedevano naturalmente a distanza si confrontavano tra di loro, sì, io vado, no, io no, io vado ma faccio allenamento, non posso fare la partita. Allora, grandissimo spirito di adattamento da parte dei bambini, dei ragazzini, molto meno magari da parte degli adulti che poi chiaramente si trovavano a gestire anche situazioni diverse, però la diversità tra sport e sport, tra disciplina e disciplina c'è stata evidentemente. Sicuramente sì, soprattutto a livello di federazione. Faccia conto che in alcune regioni del sud Italia gli enti di diritto sportivo organizzavano dei tornei regionali definendoli nazionali. Quindi c'era il paradosso che dei ragazzini giocavano, delle
partite fra rioni e i nostri che erano quelli della federazione non potevano giocare. Quindi effettivamente è vero quello che lei dice, è l'unica cosa che possiamo pensare che non succeda più, perché diversamente anche se siamo fra virgolette vaccinati sicuramente ci sarebbero delle altre situazioni di difficoltà che non saremmo in grado di gestire nella maniera corretta. E allora ci fermiamo per la pubblicità, andiamo avanti subito dopo perché dicevamo il grande stop è un racconto di un momento difficilissimo che ha vissuto questo mondo, ma è soprattutto, anche e soprattutto occasione per parlare della ripartenza. Lo faremo dopo la pubblicità. E allora, dopo il grande stop, la ripartenza. Presidente, a un certo punto i motori sono stati fatti ripartire, c'era sicuramente tanta voglia di scendere in campo, sicuramente anche delle difficoltà legate ad una ripartenza dopo la situazione che abbiamo raccontato e descritto. Abbiamo passato un'estate difficile, perché ripartire, andare a regime dopo tutto quello che c'era stato era particolarmente difficile e soprattutto eravamo preoccupati di quello che poteva essere la tenuta del nostro movimento. E invece devo dire che tutte le società hanno risposto alla grande, abbiamo avuto un deficit di veramente qualche società e si sono iscritte tutte e abbiamo ripreso a giocare, devo dire in maniera anche Massimo che gira sui campi mi può confermare questo, in maniera entusiasta. Abbiamo partite con 500-600 spettatori, partite importanti, partite avvincenti. E questa è la miglior risposta a tutte le persone che a un certo punto mi dicevano ormai il calcio, è ormai lo sport, è ormai perché comunque c'è stata la disaffezione, ormai la gente non so, utilizza il computer, gioca e fa altri sport, e invece non è così. Noi abbiamo organizzato, prima della pandemia, un convegno a Trieste, con l'Università di Trieste, che si chiama Palle Quadrate, un paio di giorni di formazione ai dirigenti, e uno dei formatori fece praticamente uno studio su quello che era l'impatto dei singoli sport nel momento della pandemia. Bene, il ciclismo piuttosto che l'atletica leggera avevano delle impennate incredibili, così anche la vendita nei vari negozi dei cosiddetti attrezzi per fare attività sportiva. Bene, è partita una competizione ufficiale di calcio, che mi pare fosse un'Europa League, una cosa del genere, e immediatamente il trend si è invertito. Quindi tutti quelli che prima andavano in bicicletta hanno posato la bicicletta e hanno cominciato a rivedere il calcio e poi a giocare a calcio. Perché la socialità, il fatto di stare assieme, di confrontarsi, di creare gruppo è fondamentale, fa parte del DNA dell'uomo. E quindi è vero che lo sport individuale è uno sport, specialmente ai massimi livelli, sicuramente molto ma molto performante, ma non tutti possono essere Sinner o non so, mi viene in testa qualcun altro. E quindi giocare a calcio, giocare a pallavolo, giocare a pallacanestro a tutti i livelli fa sì che ci sia questa coesione, questo modo di condividere dei percorsi belli della propria vita. Mentre lei parlava mi veniva in mente un'immagine che lega scuola e mondo dello sport. Sempre più scuole anche del nostro territorio hanno nelle immediate vicinanze i famosi campetti, che sia campetto da calcio, che sia campetto da basket, ed è divertente molto spesso vedere i bambini che all'uscita dalla scuola si precipitano. Poi che cosa succede? Che magari c'è qualche adulto che scende in campo, questo per dire quanto conta come momento di socializzazione, no? Che ruolo ha e come questi campetti siano cambiati anche ai nostri occhi dopo tutto quello che è successo. Sì, devo dire che la scuola dal punto di vista sportivo non è che ci dia una grande mano, non me ne vogliono gli amici del mio o cose di questo genere, perché obiettivamente lo sport, come voi pensate, come voi ben sapete, a livello educativo viene considerato marginale, ma in realtà questo non avviene. Basta vedere nei paesi limitrofi, dall'Austria alla Slovenia, l'importanza delle attività sportive, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista fisico. E quindi noi vorremmo, ci stiamo impegnando per avere un'interlocuzione diretta appunto con le scuole affinché
ad esempio il CONI in questa regione ha messo in piedi una bellissima attività che è il Movimento 3S Sport, Scuola e Salute, dove degli insegnanti laureati a Gemona vanno a fare un po' di attività fisica. Però ci piacerebbe che anche all'interno delle scuole ci fosse l'insegnamento, o perlomeno quello che può essere una possibile scelta da parte appunto dei genitori dei ragazzi di praticare alcuni sport. Questo ancora non è possibile, speriamo che in futuro questo avvenga, e convengo con lei, se lei sente suonare la campanella di metà mattinata passando fuori dalle scuole, lei vede che c'è questo sciame di bambini che si precipitano immediatamente e con una palla o con addirittura quello che è continuano a fare quello che hanno sempre fatto tutti i ragazzi, giocare, perché giocare a calcio è la cosa più facile del mondo, basta metterci 2 sassi per definire le porte e poi ci gioca. Quindi speriamo veramente che questo possa essere anche di sprona a quello che può essere i nuovi piani formativi scolastici, perché diventa, come ho detto, diventa fondamentale l'appoggio della scuola, che assieme alla famiglia e lo sport sono le pietre miliari su quali si fonda l'educazione dei giovani. Peraltro proprio con quest'ultimo anno scolastico è stata introdotta, ad esempio parlo per la quinta elementare, la figura, no, dell'insegnante specializzato che accompagna i ragazzi in questo percorso. Massimo. E chiudiamo il documentario proprio con la famosa frase che ogni volta che un bambino prende qualcosa a calcio per strada ricomincia la magia del calcio, perché poi è questo, mi leggo il discorso del Presidente, poi quando il pallone torna al centro il fascino di questo gioco è altissimo in tutti i suoi livelli e quindi funziona, c'è gente, c'è socialità, c'è passione, ci sono gli stadi con dei numeri importanti. Noi abbiamo raccontato domenica il derby di Serie D che aveva 700 persone in Tor Viscosa Charlis Muzzane, però è giusto anche fare delle riflessioni su quello che ha lasciato questo periodo. Marco Cernaz, che è il formatore di cui parlava il Presidente, era anche a Gemona con noi, pone questa domanda: il calcio dilettanti è finito? Diceva, si chiedeva, dà una risposta che apparentemente è banale, però se si analizzano le cose, poi le parole, abbiamo le risposte giuste. Se noi lo pensiamo come un sistema determinato che non è disposto a cambiare, allora è finito. Io sono d'accordissimo su questa analisi, perché comunque il Covid e la società che viviamo ci mette di fronte a dei cambiamenti. E anche il calcio dilettanti dovrà essere pronto a questi cambiamenti, altrimenti io non sarei così entusiasta solo perché la gente va ancora sui campi. E poi il Covid lascia aperta la tematica, dove io e il Presidente abbiamo forse opinioni leggermente distanti, della crisi agonistica. Io credo che resti attuale il problema agonistico delle categorie, non a caso ha annunciato in Assam, apre la sua stagione parlando di riforme, perché il tema è quello. Io credo che questo sarà il loro compito nel futuro, ritrovare categorie importanti, cosa che attualmente insomma noi lo raccontiamo con grande felicità ed entusiasmo, però insomma le categorie non è che ancora funzionano benissimo. Ecco. Presidente. Sì, confermo. Io e Massimo abbiamo avuto delle sane discussioni su quello che era il format dei nostri campionati. Io faccio, chiaramente devo essere l'istituzione, Massimo mi fa la zecca Garbugli, chiaramente sempre a fini di bene, no? Certo. E ha ragione Massimo, ha ragione pienamente Massimo, questo è un argomento, l'argomento della riforma dei campionati che ormai va avanti da 25 anni o da 20 anni sicuramente, non c'è stata la volontà o il coraggio di porre mano, però noi lo dobbiamo fare. Dobbiamo fare soprattutto per il nostro calcio. Noi, vi dico solo una cosa molto semplice, abbiamo l'obbligo dei fuori quota in alcune categorie, l'eccellenza e la promozione, che sono i primi 2 campionati regionali. Fuori quota significa l'obbligo di schierare in campo un ragazzo nato dal 1 gennaio 2003 e uno dal 1 gennaio 2004. Ci sono 52 società che hanno questo obbligo, moltiplicato quindi minimo 3 ragazzi che devono avere in rosa, cominciamo ad avere 150-160 ragazzi, che la nostra regione purtroppo non ha, perché il decremento demografico e soprattutto il Covid ha portato, come ho detto, a parziali abbandoni, fa sì che certe volte le società che non hanno dei settori giovanili devono andare sul cosiddetto mercato e andare a mettere delle risorse importanti per questi ragazzi che, finito il percorso dei cosiddetti fuori quota, poi magari anche lasciano.
allora bisogna correre a ripari da questo, bisogna cercare di andare a ridurre il numero delle squadre che partecipano ai vari campionati, bisogna cercare di ridare dignità alle categorie inferiori e bisogna cercare non di porre obblighi per quanto riguarda l'uso di questi ragazzi, ma l'incentivazione di questi ragazzi. Credo che questi due ingredienti ci potranno sicuramente, forse prima in Italia, a portare dei correttivi per aiutare il nostro mondo. Insomma, mi pare di capire a questo punto un fischio d'inizio, un fischio di ripartenza che serve sì a suonare la carica, ma anche a portare avanti alcune riflessioni, alcuni ragionamenti che fanno altrettanto bene a tutto questo movimento. Allora io ringrazio moltissimo il Presidente Hermes Canciani per essere stato con noi, lo salutiamo, tra poco ci raggiungerà in studio il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, che insomma un ruolo importante ha avuto anche nel sostenere il progetto di Massimo Radina. Grazie e naturalmente buon lavoro. Grazie a voi. Desidero mandare un saluto affettuoso al grande sportivo, al grande patron Enzo Cagnero, che sta vivendo un momento difficile nella sua vita. Gli auguriamo di rimettersi presto e di rivederlo sia sui campi sportivi ma soprattutto sulla sua amata bicicletta, perché noi abbiamo ancora bisogno di lui, quindi forza Enzo, dacci dentro, sei un campione e dimostralo ancora una volta. Forza Enzo, assolutamente, tutti con Enzo Cainero. Grazie, a tra poco. E allora, come annunciato prima della pubblicità, ci ha raggiunto in studio il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, che salutiamo e ringraziamo per la sua presenza. Buonasera Presidente. Buonasera a voi e a tutti i vostri telespettatori. E allora abbiamo ricordato una presentazione di questo documentario Il Grande Stop in una sala prestigiosa, l'Auditorium Comelli del Palazzo della Regione a Udine. C'era sembrato però giusto che ci fosse un'altra vetrina importante per questo documentario e per la storia che racconta. Ecco, lei personalmente, poi il Consiglio regionale come istituzione hanno creduto molto in questo lavoro, in questo progetto. Sì, diciamo, il Consiglio regionale, che rappresenta la comunità regionale, ha apprezzato molto proprio il significato di questo documentario, che ha tracciato momenti difficili, però li ha affrontati anche con grande senso di speranza, cioè partendo da quella che è stata la sofferenza del calcio dilettantistico nei mesi che il Covid l'ha tenuto in qualche modo bloccato, però già da come è stato affrontato, ma il documentario lo evidenzia, c'era dentro questa grande voglia di non arrendersi, cioè di non lasciarla vinta al Covid, ma di ripartire con una funzione che è una funzione oltre che sportiva anche sociale per le nostre comunità, perché questo calcio dilettantistico tiene in piedi tante comunità, corona lo sforzo di tante persone, dai tecnici ai calciatori, ai dirigenti, che lo fanno per generosità, con grande volontariato e svolgono un lavoro sociale, perché promuovere lo sport nelle piccole attività, farlo in questa maniera gratuita e generosa, vuol dire insomma investire anche nella salute e nel benessere delle nostre comunità. E già insomma, da come hanno affrontato questo problema, Massimo è stato molto bravo a tracciare nel suo documentario, emerge questo grande spirito umano, questa grande voglia di ripartire, questa grande speranza per il futuro, e cioè noi crediamo che il calcio dilettantistico sia un'ossatura fondamentale della comunità regionale. Per questo il Consiglio regionale ha appoggiato l'iniziativa, l'ha sostenuta e ci ha creduto molto. Ecco, mi è piaciuto un concetto che lei ha espresso che trovo sia molto importante. A un certo punto ci si è posti di fronte a un problema, quello della tenuta di una comunità che è stata sconvolta in tutti i suoi aspetti, nella sua quotidianità, e abbiamo scoperto quanto lo sport in generale fosse pilastro importante, no? Anche della nostra quotidianità, in particolare dei più giovani. Sì, le cose, diciamo, la ricchezza che uno ha non la apprezza fino in fondo finché non gli viene tolta. Cioè noi diamo per scontato, per esempio la mattina apriamo il rubinetto e c'è l'acqua, però se non dovesse uscire più l'acqua per le nostre famiglie diventerebbe... Ecco, io credo che il calcio dilettantistico sia stata un po' l'acqua che era magari data per scontata perché funzionava, teneva durante la settimana gli allenamenti, gli incontri, le partite, cioè creava questo grande, anche voglio dire, benessere, insomma, delle nostre... Ecco, quando è mancato c'è stato un momento di smarrimento, era impensabile che non ci fosse più la possibilità per i nostri cittadini di uscire sui campi del calcio dilettantistico.
dilettantistico, non so, da Talmasons, che è il mio comune, a Flambro, piuttosto che a Muzzana, piuttosto che a Osopo, a Buia, Gemona, cioè, ecco, non uscire su questi campi, credo per i nostri cittadini è stata uno shock proprio, una cosa, ecco, però la forza è stata quella, insomma, di cercare in tutti i modi di continuare questa storia, e quindi con grande sacrificio, con i campi vuoti, ma continuare a fare allenamento, insomma, con tutte le difficoltà. Anche la federazione ha fatto un grande lavoro, ha dato atto a Hermes Canciani, insomma, di aver veramente inventato e rivoluzionato tutto. Ecco, però ecco, da lì, credo, e da questo documentario lo fa vedere in maniera molto precisa, si capiva che c'era la forza morale, etica della nostra comunità andare avanti, i presidenti, i tecnici, i calciatori sapevano che dovevano ripartire, doveva ripartire questo flusso di acqua fondamentale per la nostra comunità. E devo dire che insomma la vicenda del calcio dilettantistico, che è una vicenda strettamente legata alle nostre comunità, è una vicenda paradigmatica, anche simbolica, di quella che, diciamo, quello che i friulani sono capaci di fare, tutte le persone della nostra regione sono capaci di fare, che dalle difficoltà si sanno rimboccare le mani e sanno ripartire. E io sono molto contento che il calcio dilettantistico sia partito con grande entusiasmo, anche grazie a quello che ha sofferto in quei mesi. E poi insomma raccontavamo nel corso della trasmissione anche di quelle che sono le prossime sfide. Altro aspetto importante, dicevamo durante la pandemia abbiamo vissuto sicuramente momenti particolarmente difficili, abbiamo dovuto convivere con la paura di un nemico nuovo, inedito, che non riuscivamo a capire esattamente come si muovesse, abbiamo capito invece quanto ha inciso, che effetti ha avuto sulla nostra vita quotidiana. L'importanza in questo periodo di avere dei punti di riferimento che fossero lontani ma che fossero anche vicini. Perché dico questo? Perché le società sportive, parliamo del calcio dilettante ma non solo di quello, sono una presenza capillare nel territorio, capaci di fare rete, di tenere insieme le persone a partire dai più giovani. Quindi insomma questo per dire che stiamo parlando un po' di fondamenta, no? Anche della nostra società. Sì, possiamo rappresentarle, se usiamo una figura metaforica, è un po' come il sistema circolatorio del corpo umano, cioè è come il sistema delle vene, come il sistema delle arterie, cioè innervano completamente tutta la nostra comunità, le associazioni sportive, non parlo solo poi in questo caso del calcio, ma di tutto lo sport della nostra comunità dilettantistico e non solo. E bisogna dire che questa rete, questo grande sistema pervadente è stato anche un sistema sul quale le istituzioni sono appoggiate, dobbiamo dirlo, cioè nel senso che anche per promuovere stili di comportamento, per far passare scelte difficili come la chiusura, come insomma lo stare in casa, come insomma tutta una serie di sacrifici che abbiamo dovuto fare, credo che insomma ci siamo appoggiati anche a questa grande organizzazione così diffusa capillarmente sul nostro territorio e che in qualche modo ha seguito voglio dire, le indicazioni delle istituzioni, indicazioni che molte volte difficili, perché la prima volta che affrontavamo un problema di questo tipo non si sapeva come affrontarlo, però ecco, si è dimostrato nel grande della comunità regionale quello che funziona nel piccolo delle piccole associazioni, cioè la solidarietà, cioè darsi una mano, stare insieme, ci rindi vigni fur. Ecco, questa è stata secondo me il grande afflato anche etico-morale che da quelle squadre, da quelle attività sportive insomma hanno anche poi condizionato tutto l'insieme della comunità regionale, insomma, quindi è veramente, voglio dire, un sistema molto prezioso, molto prezioso, e noi non possiamo permettere di non sostenerlo, ecco, perché è qualcosa che basa le sue fondamenta sulla generosità e dà un servizio che è anche pubblico. Se non lo facessero loro, queste associazioni, a cui va il nostro ringraziamento, e dovrebbe farlo l'istituzione, non lo farebbe altrettanto bene e costerebbe molto di più. Quindi vuol dire è veramente un'operazione win-win, come dicono gli inglesi, vinciamo tutti. Questo anche a ricordare la parte legata al volontariato, no? Che ruota attorno anche a queste associazioni, che è un elemento sicuramente importantissimo, sicuramente nei momenti di difficoltà, ma poi anche quando le cose
funzionano, sono sicuramente un'ancora alla quale aggrapparsi. Allora siamo in conclusione, Massimo, lascio a te. Sì, voglio dire solo due cose rapidissime. Abbiamo raccontato anche il mondo arbitrale che ha vissuto, perché noi parliamo di quelli che fanno gol, parano, e dei dirigenti, c'erano anche loro, li ringrazio perché abbiamo un bellissimo rapporto. E anzi Alessandra, Presidente, ci ha detto che stiamo lavorando per creare questa nuova rubrichetta anche sul mondo arbitrale. Ha detto una parola giusta al Presidente, che era dato per scontato, ma non diamo per scontato tutto quello che c'è attorno al mondo dei dilettanti. 1094 gol l'anno scorso, quest'anno vogliamo ripeterci, non è scontato. Non è stato scontato fare una chiamata al Presidente Zanin, che ha subito messo a disposizione il Teatro Comelli per i dilettanti. È un posto importante nella nostra regione, abbiamo potuto presentare questo lavoro. Non è scontato essere in onda con 2 trasmissioni su Telefriuli e essere stati in onda in quel periodo. Quindi ringrazio Telefriuli, ti ringrazio te per questa opportunità stasera, perché era una prima visione e sono orgoglioso fosse su Telefriuli. E ringrazio Matteo Pavanello che ha curato il documentario, che è stato bravissimo, insomma. Grazie, allora, grazie Presidente, buon lavoro, contiamo sempre insomma, sul vostro appoggio. Naturalmente Massimo, buon lavoro anche a te. Assolutamente, scusami, il territorio, anche turismo FVG, perché noi raccontiamo anche il territorio e quindi certo, il promoturismo certo. è sempre stato vicino, dovevo dirlo perché è doveroso. Il territorio e le sue comunità, no? Che come ripetiamo spesso sono davvero il nostro chiodo fisso. Grazie ancora, buon lavoro a tutti, grazie a voi che ci avete seguito da casa, ai tecnici in regia. Alla prossima, arrivederci. Questa trasmissione è stata offerta da Lavorazione Legnami.